Inaugurata oggi ad Agrigento la mostra fotografica Viva, sguardi sensibili sull'universo femminile, promossa dal Rotary Club di Agrigento con il supporto di Fujifilm e Altecare Italia. La mostra collettiva raccoglie il lavoro di 25 fotografi, 15 autrici e 10 autori, le cui ricerche hanno un denominatore comune: cogliere attraverso il linguaggio della fotografia la specificità del femminile e le diverse rappresentazioni delle donne nel nostro tempo. Sì, oggi il Rotary è insieme soprattutto al grande contributo che ci ha dato la Fuji in condizione di regalare questa bellissima mostra alla città di Agrigento. Quando noi abbiamo pensato di realizzarla, abbiamo deciso di realizzarla seguendo uno schema ben preciso che era quello di intitolarla alla diversità, all'equità e all'inclusione. Tutto questo declinato però al femminile, perché osservando queste fotografie, soprattutto osservandole con l'occhio della nostra curatrice, che è la dottoressa Donato, ho potuto apprezzare tante sfumature che a un occhio così poco avvezzo a valutare il retropensiero che ogni fotografia ha, non riuscivo ad apprezzarlo. Devo dire francamente che da queste fotografie esce fuori un mondo poliedrico, un mondo particolarmente complesso ma allo stesso tempo semplice, che è rappresentato dal sesso femminile. Questa è una di quelle mostre che secondo me, regalando alla città di Agrigento, il giorno e l'anno in cui Agrigento è consacrata all'attenzione di tutti i mass media come capitale della cultura 2025, credo che il Rotary e Fuji abbiano fatto un grandissimo regalo alla città. Aggiungo che questa mostra ha anche uno scopo benefico. Alla fine di questa mostra tutti e 25 questi autori, 25, Agrigento 25, il numero non è un numero che noi abbiamo scelto a caso, hanno deciso di donare queste foto al Rotary e il Rotary farà una grande asta benefica alla fine. Con il ricavato di questa iniziativa noi lo devolveremo alla Rotary Foundation e l'indicazione sarà quello di utilizzarlo per debellare sul territorio mondiale gli ultimi focolai di poliomielite che ancora ci sono in Afghanistan e in Pakistan. Spero che la città di Agrigento ci dia la grande soddisfazione di venire qua, di visitare questa mostra, di apprezzarne i caratteri, i tratti, la grande eleganza e il grande valore culturale. Sì, perché Fujifilm Healthcare è un'azienda che da oltre 90 anni dedica la sua attività alla ricerca e sviluppo, all'innovazione tecnologica e in particolar modo nel campo della prevenzione del tumore al seno, quindi una tematica molto legata al mondo della donna. Per cui quando il presidente del Rotary Club di Agrigento, il dottor Alfonso Lozito, mi ha parlato dell'idea di questa iniziativa, sono stato felicissimo di poter contribuire ed aiutare a realizzarla con questa bellissima mostra fotografica che vede questi 25 autori dedicati a rappresentare proprio il mondo della donna, autori donne e autori uomini. Avete scelto proprio 25 per una simbiosi con Agrigento 2025. Assolutamente, l'anno importante per questa città ha facilitato anche l'individuazione di un tema per questa mostra. Benedetta Donato è la curatrice di questa mostra Orizzonti sensibili sull'universo femminile. Ecco, un criterio che ha seguito proprio la donna nel suo percorso artistico, culturale e di vita. Allora, Viva è il titolo della mostra, che vuole essere un augurio innanzitutto e un'esortazione nei confronti della cultura. Ci troviamo nell'ambito di Agrigento, capitale italiana della cultura, e nei confronti nello specifico dell'arte e della fotografia. Quello che è stato fatto è stato riunire 25 ricerche tra gli autori coinvolti, 15 donne e 10 uomini, che nell'arco del loro lavoro avessero dedicato attenzione all'indagine nei confronti della donna e dell'evoluzione dei suoi percorsi. Sono autori che ci hanno donato le proprie opere perché siamo convinti che il dialogo sull'argomento donna, sull'argomento del femminile sia fondamentale e che sia necessario costruire proprio un rapporto di reciprocità
tra quello che è la visione maschile e la visione femminile. Io dicevo prima, non esiste uno sguardo di genere, esistono delle diverse sensibilità, e con questa mostra cerchiamo, questo sarebbe il nostro scopo, il nostro obiettivo, e speriamo chiaramente di riuscirci, di far comprendere come l'arte in questo senso sia coinvolgente, sia inclusiva, in qualche modo esalti le differenze per quanto riguarda sicuramente l'espressione, i linguaggi e gli stili, ma unisce tutti quanti in questo che appunto sarà uno scambio iniziato con gli autori, uno scambio tra autori e autrici, e uno scambio, speriamo, con il pubblico, che mi auguro numeroso verrà a visitare la mostra e si possa rendere conto di come esiste questo fil rouge, questo nuovo sguardo nei confronti dell'universo femminile. Lucio Zicari è tra gli espositori qui alla mostra del Rotary Viva. Parliamo proprio di questa tua fotografia. Sì, questa fotografia di una donna migrante che tiene in braccio il proprio bambino è tratta da un lavoro di reportage di 3 anni in cui ho raccontato gli sbarchi nel Mediterraneo, cercando di cogliere il lato umano nella tragedia delle migrazioni. Sì, salve, buongiorno. Allora, questa fotografia, Balloon Portrait, è stata scelta da Benedetta Donato per la mostra di oggi, dal titolo Viva. Questa fotografia è un omaggio alla leggerezza, è un inno alla leggerezza non solo fisica ma anche metaforica. Oggi sappiamo che il ruolo della donna è un po' sottomesso, la figura della donna è un po' sottomessa, su tanti aspetti giudicata pesantemente. Questo vuole essere un omaggio alla libertà di espressione, alla vita in generale e alla libertà delle donne. Dunque, questa fotografia è all'interno di un progetto più ampio che è dedicato a una bambina e alla vita e all'amore che ha per i suoi poni, con cui condivide le giornate e la vita. L'ho seguita per un paio di anni, 3-4 anni, e la bambina mi ha incuriosito perché era molto diversa dalle sue coetanee, perché appunto viveva in questo mondo senza tempo, in cui gli amici erano i cavalli e la felicità era correre libera e giocare con loro. Per cui abbiamo scelto la foto proprio per raccontare un altro modo di essere donna, o una piccola donna che sta crescendo, che è totalmente libera da qualsiasi vincolo sociale o di genere.